Azione con FNP CISL Udine. Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci puntuali come ogni mercoledì all'appuntamento con lo Sportello Pensionati. Vediamo subito chi c'è oggi in studio con noi. Oggi è con noi Anna Pignatta, che è coordinatrice dell'FNP CISL di Cervignano e Palmanova. Buon pomeriggio, buonasera Anna. E salutiamo anche un'altra vecchia conoscenza della nostra trasmissione, Luigi Chizzini, che è dell'FNP CISL di Udine. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio, come preferisci. Buonasera. State bene entrambi? Sì. Avete attraversato un periodo un po' difficile, no? Soprattutto in questo ultimo mese, no? Un mese di incertezza, si attendono novità. Un mese di incertezza. Come una sorta di, no? Così, di stasi. E quindi anche voi siete in difficoltà nel dare risposte? Siamo in difficoltà appunto perché è stato un mese in cui si sono interrotte un po' le operazioni che stavano andando avanti e stiamo in attesa di sapere, di avere delle novità. Le cose in cantiere sono parecchie, alcune saranno dovute al fatto che prima o poi l'economia dovrà riprendere, altre invece sono cose che derivano da decisioni già prese. E parlo per esempio di tutto quello che prevedeva la legge del bilancio 2021 come bonus eccetera, e tutte cose a cui non si può dar seguito fin quando non ci sono l'emanazione, fin quando non c'è l'emanazione delle norme di applicazione. Sono cose importanti, noi aspettiamo il 30 di giugno l'ultima data degli assegni familiari e delle detrazioni per i figli, perché sarà una data fatidica per tante persone e per adesso non abbiamo alcuna indicazione ancora di cosa, di come si possa operare, quali siano le regole certe dell'erogazione, quant'è la cifra esatta, cosa non fa più parte delle detrazioni, quali bonus vengono assorbiti dal Family Act, dall'assegno universale unico, e quindi ecco, questo è un po' il clima della situazione. Sì, perché è inutile vi mettiate adesso, no, a preparare, a predisporre per fare tutto anzitempo, quando è possibile che cambi il sistema, che cambino determinati parametri. Speriamo assolutamente di no, che non cambi nulla. Però è chiaro che in questo momento c'è un attimo di incertezza e siamo tutti pronti ai posti di blocco, però ancora fermi, senza poter dare certezze. Sì, quello che dà più fastidio è che noi siamo un attimino abituati a questo tipo di situazioni, ma ci sono delle persone che non sono abituate a questo tipo di situazione o che non possono sostenere un'incertezza prolungata, alle quali noi non riusciamo in questo momento a dare risposta, e purtroppo passiamo dalla parte di chi non vuole o non è in grado di aiutare, ed è una situazione abbastanza imbarazzante che ci dà un attimo di fastidio. Quindi sentiamo anche la situazione nel cervignanese e nel palmarino. È chiaro, siamo nell'incertezza, quindi non si sa neanche cosa. Sembra che noi non vogliamo rispondere, il fatto è che non possiamo dare risposte se non siamo certi, e questo è il discorso. E quindi c'è questo vago, questa maniera di lavorare un po' così, perché chiaramente le persone non sono preparate, le persone che si rivolgono a noi chiaramente hanno bisogno di un aiuto, e noi siamo, vediamo, aspettiamo, richiami la prossima settimana, anche perché c'è il discorso non farli venire agli sportelli, specialmente le persone anziane, evitiamo di andare agli sportelli, ci chiamate, però sì, c'è questa incertezza in pratica. E tra l'altro appunto un anno di Covid anche alle spalle non aiuta anche nello svolgere proprio, no, le pratiche, nello svolgere le attività allo sportello. Devo dire però che dal punto di vista di un anno di Covid e dell'esame delle cose che sono successe e di come si potrebbe pensare nel futuro di porvi rimedio, c'è
in questo momento comunque Sì. un certo movimento di idee. Sono state istituite più commissioni che, per esempio, per quanto riguarda noi che guardiamo il problema degli anziani, stanno cominciando a prospettare delle soluzioni ai problemi che noi da un anno a questa parte evidenziamo, ma non noi evidenziamo, sono proprio alla luce dei fatti, di quello che è successo, i problemi che la popolazione anziana sta attraversando. Ecco. Su questo devo dire che sia da parte governativa che da parte di organizzazioni eccetera si stanno prendendo delle posizioni e anche alcune idee che il sindacato da tempo aveva avanzato, sembravano prima delle idee ma così irrealizzabili, adesso con l'esperienza del Covid ci si rende conto che alcune soluzioni che noi in genere prospettiamo sono soluzioni che dovrebbero essere quantomeno riviste, quantomeno, non dico eliminate, ma quantomeno ridotte. Per esempio il problema delle case di riposo. Il Covid ci ha dimostrato che l'anziano, che le famiglie che hanno mantenuto l'anziano in casa durante il periodo del Covid sono le famiglie che hanno superato meglio le difficoltà, sia in termini economici, ma trascuriamoli, ma soprattutto in termini di tempo, in termini educativi, in termini di tenere i bambini mentre i genitori sono al lavoro, eccetera. Quindi finalmente alcune idee che noi portavamo avanti dicendo guardate che la casa di riposo è quella che proprio è l'ultima risorsa, non deve essere una necessità, deve essere eventualmente una opportunità. Finalmente questo tipo di idee sta venendo avanti, ci si rende conto finalmente che le famiglie non ricorrono alla casa di riposo per cattiveria, ma lo fanno esclusivamente per necessità. E se noi riusciamo a eliminare queste necessità delle famiglie, riusciamo anche a favorire la permanenza dell'anziano nelle famiglie e questo risolve un sacco di problemi. Direi a questo punto, se siete d'accordo, di dare il via alle telefonate, Sì, possiamo dare il via alle telefonate. Ecco, quindi se volete mettervi in contatto con noi 0432 5735 17 oppure solo sms al 393 186 1551. E qui ci sono dei messaggi che sono appunto avanzati dalla scorsa settimana. Da gennaio mi è calata la pensione, come mai? E qui scrive 30 euro circa. È un problema, vado io Anna. Sì. Come volete, decidete voi. È un problema che hanno sollevato molti, è un problema di tutti, alcuni si sono accorti, altri meno, ma da quest'anno è cambiata la modalità di tassazione del reddito del 2021. Gli anni scorsi cosa succedeva? Che la tassazione veniva distribuita calcolando il reddito di 12 mesi, con esclusione della tredicesima. La tredicesima veniva tassata a parte e veniva tassata sostanziosamente, per cui in pratica molti trovavano una tredicesima molto decurtata. Da quest'anno l'INPS ha deciso di considerare nella tassazione mensile l'importo complessivo compresa la tredicesima. Quindi è aumentata mensilmente un attimino la trattenuta per tasse, ma sarà uguale per tutti i 13 mesi. La tredicesima non avrà più grossi importi di tassazione. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera a lei e ai suoi ospiti. Senta, Buonasera. sono Franco da Udine qua. Io volevo un'informazione. Prego. Io sono un dipendente che ho perso il lavoro 4 anni fa per giusta causa per un grave infortunio. Attualmente sto pagando volontario gli anni che mi mancano perché appunto lavoro non riesco a trovare nelle condizioni fisiche che mi trovo. Percepisco dall'INAIL una malattia professionale riconosciuta di 510 euro al mese, insomma. Però gli anni che mi mancano li pago, ho deciso di pagarli volontari perché appunto non riesco a trovare lavoro. Io ho fatto nell'82 e nell'83 2 anni di cassa edile perché io lavoravo nel ramo edilizio. Questi 2 anni posso riscattarli come pensione? Perché mi andrebbe comodo poterli riscattare. Io ci sono andato all'INPS, però non sapevo che bisognava prendere appuntamento, non so.
Allora ho visto la trasmissione, se magari i suoi ospiti lì sono esperti mi possono dare una delucidazione, insomma qualcosa. Certo, Grazie. chi risponde? Grazie a lei, signor Franco, per aver chiamato. Chi di voi due mi risponde? Io rispondo chiedendo al signor Franco se per cortesia, visto che poi è di Udine mi sembra, Sì. può passare Sì. per favore nei nostri uffici la mattina e noi l'accompagneremo dove le daranno la risposta propria del suo caso. Questo lo faccio per non confessarle che non saprei risponderle in questo momento e allora la prego di venire da noi che così risolviamo proprio con le persone competenti. Sì, io sono già iscritto lì alla CIS, perciò non ci sono problemi. Ecco, quindi lei sa dov'è la sede, le conviene andare sì. direttamente lì e così le porta tutte le carte e le sanno indicare che cosa Grazie. fare in sostanza. Il consiglio che davo io, provi a chiamare il patronato, se no venga da noi al giovedì, a Cervignano, siamo 2 volte alla settimana. No, ma è di Udine il signore. Il signore di Udine, Franco, ecco, quindi per quello ho detto risponda. E quindi deve andare da Gigi che è a Udine. Perfetto, No, perfetto. da Gigi, dai. Grazie mille, sapete, molto Niente. gentili, grazie mille. Grazie a lei per aver Viva. chiamato. Viva. Grazie, buonasera. Sono una pensionata opzione donna, vorrei aprire uno studio di consulenza psicologica. Come mi devo comportare con l'INPS? Grazie. E anche qui, chi risponde? All'opzione donna questo non vieta a fare un'altra attività, a tornare al lavoro, quindi la signora si è iscritta all'albo della sua competenza, quindi deve rivolgersi verso di loro se può aprire una partita IVA in pratica. Questo qua, sì. Quindi andare all'ordine. Il versamento di contributi, degli eccetera, aspetta all'ordine. Psicologi, sì, non avevo capito, psicologa, quindi all'ordine dei psicologi e vedere se può aprire, e vedere con loro di aprire la partita IVA. Insegnante in pensione dal 1 settembre 2018, in attesa di buona uscita entro dicembre 2020. Scoperto che la scuola non ha inviato all'INPS la documentazione necessaria. Sollecitata, si è attivata in gennaio, ma non sanno dirmi le tempistiche. C'è qualcosa che posso fare? Mi aspettano interessi per ritardo? Se sì, da chi e come dovrei pretenderli? E qui vi voglio, anche qui una risposta difficile, no? Soprattutto per quanto riguarda i rimborsi. Beh, quella degli interessi è un problema che vedremo dopo che gli hanno fatto la liquidazione del TFS. È un problema che non è solo di questa insegnante, è un problema comune, abbastanza comune tra le persone che sono andate in pensione nell'anno 2018 rispetto per esempio a quelle che sono andate in pensione nel 2019, almeno questo è quello che abbiamo appurato, per una questione di trasmissione di documentazione che alcuni ritenevano che fosse già fatta, altri invece l'INPS mi sembra che la pretendeva che fosse fatta in maniera cartacea, ma è relativa al 18. Allora comunque andando in pensione in settembre lei avrebbe dovuto riscuotere normalmente in dicembre del 2020, cioè 2 anni più i 3 di ritardo, 27 mesi. Se finalmente la scuola adesso si è accordata con l'INPS e hanno fatto la trasmissione di tutta la documentazione, la signora prima o poi riceve, io penso più prima che poi riceverebbe. C'è da augurarselo perché aspetta già da tanto tempo. Dovrebbe ricevere il TFS. Per quanto riguarda gli interessi... non si sa, questo non si sa. Non credo. Ho fatto domanda a APE Social agosto 2020, me l'hanno riconosciuta il 16 febbraio di quest'anno. Quando percepisco? Dipende da quando parte l'APE Social, nel senso che lei avrà diritto il mese successivo a quello in cui è stato accertato il diritto all'APE Social. E ci facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante, rimanete con noi.
Eccoci nuovamente in studio, la prima parte di trasmissione si è conclusa con una schermata. Anticipo pagamento pensioni marzo 2021 e qui adesso ci parla proprio Anna Pignatta, no? Delle scadenze, che cosa accadrà, che cosa dovranno aspettarsi le persone che hanno più di 75 anni. Allora, sono già partiti con martedì il 23, quindi ieri, e qui c'è l'ordine, in base all'ordine alfabetico, le persone over 75, che quindi dalla A alla B, ieri potevano andare a ritirare la pensione. Oggi, mercoledì, dalla C alla D, e poi abbiamo domani, che è il 25, abbiamo dalla E alla K, venerdì abbiamo venerdì 26 dalla L alla O, quindi sabato 27 dalla P alla R e lunedì prossimo, 1° marzo, dalla S alla Z. Questo è per ritirare la pensione alle persone che sono oltre i 75 anni, sempre ricordando che se non riescono ad andare non riescono a andarla a ritirare, la possono fare tramite telefonando ai carabinieri e gli portano la pensione a domicilio. Questa è una cosa molto importante che è partita... Che è stata introdotta proprio in periodo di Covid. Periodo di Covid e continua a esserci, quindi c'è questo scaglionare le date perché chiaramente non trovarsi ad essere a flussi di gente alle poste per ritirare la pensione. E cos'è il RED e chi deve farlo? Questa è una richiesta, a che cosa serve? È un messaggio? Qui deve rispondere Anna, mi pare, no? Sì, allora il RED... Decidete voi, io vi guardo. No, può dico, parlare deve Gigi parlare. che forse... Eccolo. Io mi devo togliere... Quindi... Dunque, il RED è una dichiarazione che devono presentare tutti i titolari di prestazioni che sono legate al reddito, nel senso che ci sono alcune prestazioni che vengono erogate solo se il mio reddito personale è inferiore a una determinata cifra. Per poter documentare e dire qual è il reddito mio personale e se ho ancora diritto o meno a queste prestazioni, devo presentare il modello RED. Il modello RED non è che debbano presentarlo proprio tutti, ma il modello RED devono presentarlo solamente quelli per cui l'INPS non è a conoscenza del reddito. Potrebbe essere perché percepiscono redditi da lavoro all'estero, che non vengono segnalati per esempio all'Agenzia delle Entrate, per cui l'INPS non è a conoscenza. Tutto quello che non è, tutti i redditi che non sono segnalati normalmente all'Agenzia delle Entrate costituiscono, fanno obbligo di presentazione di questo documento. Moltissimi pensionati che non hanno avuto variazioni di reddito gli ultimi 2 anni non devono fare alcun tipo di operazione, ma proprio è legata o per quelli di cui l'Agenzia delle Entrate non è a conoscenza o quelli che nell'ultimo anno precedente hanno avuto delle variazioni di reddito, per cui quello memorizzato dall'INPS non è più valido e segnalano la nuova circostanza. Tutte queste persone devono presentare il reddito entro il 1° marzo, dopodomani l'altro, insomma. Sì, quindi c'è una voce, mancano pochi giorni, quindi bisogna... C'è una voce che gira e dice che questo tipo di scadenza verrà prorogato. Siccome Papagigi non ha avuto la conferma che questo è certo, abbiamo lasciato scritto 1° marzo, nel senso che poi se dovesse modificare domani lo sapremo, eccetera. Ma la gente ormai dovrebbe avere già fatto questo tipo di operazioni che si fa presso i CAF. Quindi bisogna chiedere al CAF della CISL in questo caso e si va a fare questo tipo di dichiarazioni. Rimangono in sospeso anche alcuni RED che non erano riferiti al 2019 ma che sono riferiti ancora all'anno precedente, 2018, per i quali l'INPS ha presentato dei solleciti e che anche quelli hanno scadenza 1° di marzo. Su questi bisogna stare attenti perché mancando la dichiarazione dei redditi su sollecito dell'INPS, poi l'INPS non aspetta più e provvede alla sospensione del pagamento delle prestazioni che sono collegate. E dopo uno si chiede come mai non mi arriva nulla, perché manca proprio perché questa manca quel richiesta. tipo di dichiarazione. In questo periodo, gli anni scorsi, tutti gli invalidi civili
dovevano presentare alcune documentazioni del tipo sono stato ricoverato in ospedale, in strutture, eccetera. Tutti questi modelli non serve più che vengano presentati Sì. dagli invalidi civili, perché tutte queste notizie vengono assunte dall'INPS direttamente dagli enti sanitari o roba del genere. L'unica, così dicevo, i ricoveri, ma anche le indennità di frequenza per i minori che hanno dichiarati invalidi civili. L'unica dichiarazione che va fatta è quella di essere ancora residenti in Italia, perché è l'unico requisito che è richiesto per la riscossione dell'assegno sociale per l'invalidità. Anna, vorrei sentire da te quali sono le richieste che ti sottopongono, le cose più difficili che ti sottopongono in questo periodo le persone. Questo periodo... Ecco, una cosa che mi incuriosisce e chiedo sempre, anche per capire sul territorio quali sono praticamente le esigenze delle persone. Tornando al RED, perché quest'anno è arrivata a tantissimi la lettera dell'INPS che non sanno cosa vuol dire, cosa c'è scritto, allora vi faccio, perché chiaramente sempre non venendo allo sportello, mi lega cosa c'è scritto sul discorso del RED, quindi è una cosa nuova per tanti quest'anno. Quindi Sì, infatti abbiamo ricevuto anche questo messaggio, quindi questo è significativo. No? Quindi, e poi... reddito di cittadinanza, il fatto perché l'ISE, quindi il discorso dell'ISE, quindi quest'anno c'è un aumento di fare l'ISE, perché l'ISE adesso serve, questo, no? l'ISE per qualsiasi cosa serve, sì. Quindi ho fatto l'ISE a dicembre per il reddito di cittadinanza, adesso mi hanno sospeso, non so se mi arriva l'assegno, perché ha fatto l'ISE per quest'anno, no? Quindi deve rifare l'ISE, quindi è una cosa molto importante. Anche se l'hanno fatto a dicembre, novembre, dicembre, quindi col 1° gennaio l'ISE dell'anno scorso è scaduto, bisogna rifare l'ISE, quindi è una cosa che ultimamente si telefono anche per l'ISE, quegli appuntamenti ISE ce ne sono tantissimi. Ecco, c'è un nuovo servizio, no? All'INPS ed è il cedolino. Ci sono due nuovi servizi dell'INPS. Uno è quello che vediamo adesso proiettato, che è il QR code dell'invalidità civile. Allora sì. il QR code è quel quadratino che vediamo adesso sul video, tutto pieno di robetta nera che sta ferma, non corre, è ferma lì. Questo tipo di codice è un codice che, se inquadrato per esempio da uno smartphone, da un telefonino o da un apposito lettore, fornisce alcune informazioni. Se uno per esempio prova a inquadrare questo codice qua, verrà proiettato sul sito dei pensionati della CIS di Udine. Questo nuovo servizio riguarda l'invalidità civile. Adesso tutti gli invalidi civili che avevano bisogno di fare acquisti sottoposti però a regime di benefit eccetera, dovevano girare armati di tutti i verbali di invalidità eccetera, per poterli consegnare al fornitore di servizio, il quale ne prendeva atto e applicava gli sconti, le detrazioni eccetera che spettano per l'invalidità che il tizio che era in capo al tizio. E ogni volta che cambiava il verbale doveva essere tutto rifatto eccetera. Se invece adesso, anche con l'aiuto del patronato o del sindacato, andiamo sul sito dell'INPS, nella nostra pagina personale, e scarichiamo il QR code, lo teniamo in tasca stampato o lo salviamo sul telefonino, questo è lo strumento che ci identifica per il nostro status di invalido civile, e tutti quelli che devono fornirci permessi, servizi, eccetera, basta che inquadrino questo QR code, sanno qual è il nostro grado di invalidità e sanno a quali benefici ci spettano. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Bertolini di Udine. Buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera a tutti voi. Pendiamo dalle sue labbra. Qual è il problema? È un brutto problema, mi pare, perché ho un affare con le agenzie delle entrate che
si vede mi hanno trattenuto il mio TFR, però non sono all'Agenzia delle Entrate di Udine, sono di Gorizia e mi hanno fatto un po' arrabbiare perché devo mandare tramite email, no? Tutto quanto col mio IBAN e io non so usare l'email. Ostia, cosa devo fare? Per tutti questi casi Bisogna... noi la preghiamo da passare da noi, se troviamo insieme una soluzione noi siamo più che contenti di dargliela. Ecco, quindi passi al patronato e provate a vedere lì di risolvere la questione. Va bene? È che ho problemi di... Per spostarsi? Sì, appunto. Se per cortesia, Un po' di artrosi alle gambe. Allora lei adesso Lasci lasci il suo numero di telefono che in un qualche modo vediamo, no, se è possibile raggiungere che lasci in regia il numero di telefono. Lei lasci adesso il suo numero di telefono che poi dal patronato, cioè dal sindacato, in un qualche modo, no, la raggiungono telefonicamente, così vedete come fare per sistemare tutta la questione, va bene? Lei adesso... No, so che siete bravi perché ho avuto già con voi, ero già iscritto come operaio con voi, come ecco. Allora... Prima di terminare la telefonata, lei parlerà adesso con la regia, lascerà il numero di telefono e poi noi provvederemo a contattarla. Va bene? Sì, grazie. Grazie a lei per aver chiamato. Grazie. Grazie, Buonasera. Mandi, buonasera. Ci facciamo una piccola pausa per la pubblicità. Ci vediamo tra poco. Ed è arrivato un bel messaggino, ma credete davvero che i nostri nonni novantenni siano in grado di affrontare le difficoltà di uno SPID o di accesso tramite PC? Il problema l'abbiamo ben presente, tanto è vero che come organizzazioni sindacali abbiamo mandato delle richieste all'INPS, abbiamo sollecitato i nostri componenti nei comitati provinciali dell'INPS, per far presente che, insomma, se ci sono 12 milioni di pensionati e solamente 3 milioni e mezzo usano lo strumento informatico, un motivo ci sarà. C'è una difficoltà da parte delle persone anziane di potersi gestire questi servizi attraverso lo smartphone. Speriamo che questo sortisca qualche effetto, perché per esempio per lo SPID tutti sono obbligati ad avere lo SPID, tranne i minorenni e le persone con il solo permesso di soggiorno. Basterebbe, diciamo noi, ma che pensino loro le soluzioni che vogliono, basterebbe estendere un attimino i motivi di esclusione dal fatto che io debba avere per forza lo SPID per parlare con l'INPS, che risolveremmo, io penso al 90% il problema. Continuare almeno in questi casi con il vecchio PIN o trovare delle soluzioni che però non prevedano tutti questi movimenti. Anche se noi sappiamo che il futuro va lì. Per esempio l'INPS ha comunicato l'altro giorno di aver messo in atto un nuovo servizio, finalmente diciamo noi. Stai parlando del MyINPS? Sì. Del cedolino e della certificazione unica. Che finalmente l'INPS è in grado di mandare mensilmente a casa tramite una email. Questo servizio è partito con un comunicato del 4 febbraio, ha avuto qualche momento di sbandamento, mi sembra. Ad oggi io per esempio, che mi sono iscritto subito, appena ho letto il messaggio, mi sono iscritto alla trasmissione via email del cedolino, non ho ancora ricevuto
il cedolino della pensione di questo mese e quindi non so com'è. Comunque accedendo alla propria area personale si può spuntare una casella di controllo in cui, tramite la quale si chiede che i documenti del cedolino e della certificazione unica vengano mandati via email. Tanti problemi che noi abbiamo quando trattiamo con i pensionati è, come le domande che abbiamo avuto anche in trasmissione, ho 30 euro di meno in mese sulla pensione di questo mese. Quindi le fai a cosa è direttamente? dovuto? Avendo il cedolino in mano uno sa subito a cosa è dovuta la sua diminuzione. Finalmente questo si potrà fare, però anche in questo caso uno deve avere, non è detto che debba averlo lui, ma deve comunque poter comunicare un indirizzo email. Può essere l'indirizzo del nipote, può essere l'indirizzo della figlia, però deve comunicare un indirizzo email a cui vengono fatte pervenire queste certificazioni. Il problema è soprattutto sentito in questo periodo perché già sono i pensionati che, presi dal fatto che debbano fare il 7:30, già fanno la coda per prenotarsi e già vengono a chiedere il duplicato o l'emissione della certificazione unica. Beh, averlo a casa evita tutti questi patemi d'animo che vengono fuori in occasione Però averla a casa del... presuppone il fatto che ci sia qualcuno che sa utilizzare, se uno non sa presuppone utilizzare. però mentre... Vengono anche da te, Anna? Certo, certo. Hai anche tu la coda? Sì, sì, per quanto riguarda, adesso tutti vogliono il certificato, il CUD, mi chiedono il CUD perché dovevo fare la dichiarazione dei redditi. Chiaramente dico, vabbè, se non ce l'avete per quel giorno ci sarà poi al CAF che ve lo scaricano. Però la preoccupazione principale è questa. E tu dai una mano anche in questo senso? Certo, perché sei lì certo, allo gli spiego. sportello. Altrimenti, no? Sì. E poi io volevo, se possibile, dare l'ultima notizia. Il registro pubblico, che questa qua è una notizia. Ce la facciamo, mancano 4 minuti alla Beh, ma chiusura. no, è un attimo. Ce la facciamo, ce la facciamo. La diamo in un attimo. È una notizia positiva, visto il momento, nel senso che di rinvio in rinvio pareva che entro il 31 di dicembre del 2021 dovessimo scegliere il gestore dei servizi di energia, luce e gas a mercato libero, perché la parte di tutela veniva a cessare e si andava tutti a mercato libero. Questo cosa ha comportato? Che nei paesi si vedono girare baldi giovani che vanno casa per casa proponendo ai vecchietti, che sono in genere gente ospitale, alcuni servizi, oppure le continue telefonate. Sì. La notizia è che... Sì, veloce che abbiamo una telefonata. La notizia è che il decreto mille proroghe, che è stato approvato alla Camera, non ancora al Senato, ma alla Camera sì, ha prorogato di un anno l'obbligo della scelta del nuovo gestore. Quindi l'invito è fermi, andiamo con calma, non stiamo attenti prima di sottoscrivere contratti che poi magari venite da noi a farvi tutelare per poterli rescindere. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Buonasera, ci siamo. Buonasera, sono Ezio, chiamo da Pordenone. Prego. Avevo bisogno di un'informazione, visto che c'è il signore lì che forse mi può dare una dritta. Io ho una pensione di reversibilità di mia moglie dal 2008 che è morta praticamente. Praticamente non ho fatto la denuncia dei redditi sempre per 10 anni e praticamente l'anno scorso sono andato in pensione per il mio lavoro. L'INPS cosa ha fatto? Ha preso le 2 pensioni, praticamente mi ha mandato una lettera dicendo che devo versare 20.000 euro perché secondo loro ho avuto nella reversibilità 200 euro in più al mese per 10 anni praticamente. Ma non si sono accorti prima? E allora, qual è il problema?
Fino al 2010 mio figlio studiava, quindi io avevo diritto all'80%. Sì. E dal 2011 in poi praticamente lui ha finito di studiare, io l'ho comunicato e dovevano ritararmi la pensione. Io qualche volta ho telefonato all'INPS dicendo serve che faccia qualcosa oltre alla comunicazione che ho fatto, cioè oltre alle denunce dei redditi che annualmente facevo. E loro mi hanno detto no, se lei fa la denuncia dei redditi lei è a posto. Praticamente siamo arrivati a questa conclusione. Ho fatto un ricorso amministrativo e mi è stato bocciato. Adesso penso che farò una giudiziale, penso. Bene, noi dobbiamo chiudere la telefonata io perché mancano 30 io posso solo secondi. confermarle che quella è la strada, Quella è la strada che lei deve seguire e non posso dirle altro, nel senso che in effetti sulle pensioni ai superstiti noi abbiamo due possibili tipi di indebito: figli che escono e che quindi non hanno più diritto, o nostro reddito elevato per cui la pensione va ridotta. Tutto il resto, una volta che noi abbiamo fatto la denuncia nei tempi giusti, poi sarà il giudice a giudicare se c'è un dolo o non c'è un dolo e se dobbiamo tornare i soldi o no. Mi dispiace, magari può riprovare a ritelefonare la prossima settimana perché dobbiamo chiudere, dobbiamo dare la linea al telegiornale. Va bene? Okay. Buonasera. Allora mi raccomando, ci chiami la prossima settimana, sempre mercoledì, in diretta qui da Telefriuli alle 18:15. Saluto la persona che ci ha chiamati da Pordenone, la ringraziamo, ringrazio Anna Pignatta della CISL di Cervignano e Palmanova, ringrazio Luigi Chizzini, FNP CISL di Udine. Grazie per averci seguito, alla prossima settimana, arrivederci. In collaborazione con FNP CISL Udine.